Buongiorno da Sicilia 24, vediamo insieme i titoli. A Catania siamo a Sicilia 24, la testimonianza delle maestre del bimbo di 5 anni picchiato e frustato dalla zia nigeriana. Abbiamo visto l'orrore sul corpo del piccolo. Si faceva chiamare maestro ma anche apostolo. Gli inquirenti indagano sul ruolo di Massimo Carandente nella strage di Altavilla Milice e sulla rete di possibili adepti. Pannelli fotovoltaici al posto di agrumi e vigneti. I terreni agricoli fanno gola alle multinazionali. I proprietari terrieri siciliani vendono e rinunciano a coltivare la terra. I timori dei sindacati. L'Isola rischia di diventare un grande specchio. Usura a Palermo contro il Pizzo, la denuncia di un imprenditore e dei suoi operai, tutti parte civile nel processo contro il clan di Portanuova con 24 condanne. A Catania saranno 3 i solarium sul lungomare. Dopo 5 anni di assenza tornerà la piattaforma di Ognina, molto amata dai catanesi. Quelle lauree in professioni sanitarie sono carta straccia. Arriva l'ammonimento del Ministero dell'Università che non riconosce i titoli rilasciati dall'Ateneo Fantasma siculo bosniaco. Dalla cattedra al palcoscenico e migliaia di follower, il prof Schettini, l'uomo della fisica che ci piace, incontra a Catania studenti e genitori. Calcio, Catania domani in campo a Taranto, ma l'attenzione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Rimini in un Massimino sold out. A Catania siamo stati nell'asilo del bambino di 5 anni frustato con cavi elettrici dalla zia nigeriana. Le insegnanti ci hanno raccontato, abbiamo visto l'orrore sul corpo del piccolo. Adesso madre e zia sono in carcere. Giusy Lazzara. Ho fatto il monello e la zia mi ha picchiato con il cavo nero della bicicletta. Poche parole ma dirette, quelle del bambino di 5 anni che raggellano le maestre di un asilo di Catania. A infierire sul piccolo la zia nigeriana, forse anche davanti alla mamma. Ha raccontato che lo avevano frustato, cioè ha parlato della zia, il bambino, e io ho chiesto ma perché è successo? Tu hai fatto il monello, è successa una cosa grave? Cioè no, io salivo e scendevo le scale. Croste asciutte e cute ancora aperta per le ferite sulle braccia, sul torace, sull'addome e sul tronco. Questa è la terribile scoperta quando un insegnante cerca di abbracciare il bambino. Lui fa, però non mi abbracciare perché mi faccio male. Allora l'ho fatto mettere in un angolo della stanza lontano dai bambini. Ha detto fammi vedere. Ha alzato la maglietta. Ho alzato la maglietta e mi sono girata e ho pianto perché ho visto l'orrore sul corpo di un bambino. L'orrore sul corpo di un bambino. Spensierato, socievole, così il piccolo a scuola sempre pronto ad imparare cose nuove con entusiasmo. Troppo dolore però, non solo fisico, tanto da non poter più sopportare, nonostante la spensieratezza della sua età. Il bambino era arrivato già al culmine, credo, e non riusciva più a sopportare queste sevizie, quindi in noi ha visto proprio delle figure, dei punti di riferimento e delle persone delle quali poteva fidarsi, ecco. Dopo la segnalazione della dirigente scolastica, alle autorità giudiziarie sono scattate le manette per la madre e la zia. Il bambino è stato accolto in una struttura protetta e ha chiesto di poter ritornare a giocare con i suoi compagnetti dell'asilo. La strage di Altavilla Milice si incentra su Massimo Carandente, il lavoro degli investigatori. Emerge sempre più il suo ruolo di trascinatore di una comunità di preghiera che avrebbe potuto essere a conoscenza dell'orrore all'interno della villetta dei Barreca. Sui social era chiamato maestro. Roberta Lunghi. Maestro e apostolo, lo chiamavano così sui social Massimo Carandente, l'uomo che sempre più emerge come figura chiave nella strage familiare di Altavilla Milice, costata la vita ad Antonella Salamoni e ai 2 figli, Kevin ed Emanuel. Potrebbe essere lui lo snodo centrale di una trama complessa di rapporti con altri gruppi o sette che potrebbero essere stati a conoscenza di quanto stesse accadendo nella villetta dei Barreca. Al setaccio intanto i cellulari dei Fratelli di Dio, così li chiamava Kevin Barreca prima di morire. Si
Si tratta della coppia di presunti complici della strage. Dalla copia forense del contenuto dei telefonini di Massimo Carandente e Sabrina Fina si potranno aggiungere nuovi e importanti particolari, perché dai loro contatti emergerebbe già l'esistenza non di una setta ma di un gruppo di preghiera. Un ulteriore approfondimento da quanto si evince dai social di Carandente, dunque. La sua bacheca di Facebook è intrisa solo di post a sfondo religioso e di invito alla preghiera come arma di redenzione a partire dal luglio del 2013. Comprendere cosa e chi si agita in tutti i commenti ai suoi posti, prevalentemente un coro di amen e di mani in preghiera, è al centro dell'attività degli investigatori. Ma al contenuto social si sommano dichiarazioni e testimonianze che fanno capire come Carandente fosse figura predominante e che nel virtuale pescasse i suoi proseliti, partendo forse da debolezze o malattie per incentivare intanto alla preghiera. E così accadeva anche durante i giorni dell'orrore ad Altavilla. Al di là del virtuale, Carandente e la compagna Sabrina Fina, la coppia indagata che adesso mostra di voler parlare, avevano frequentazioni reali. Una pista conduce gli investigatori a una comunità di Brancaccio che i due frequentavano e un'altra di Termini Imerese, un luogo non necessariamente fisico, dove, secondo la figlia maggiore di Barreca, che è indagata per la strage, avrebbero dovuto testimoniare l'avvenuta liberazione dal demonio dopo l'esorcismo. Ha puntato un coltello a serramanico alla gola della convivente e sputandole addosso le ha urlato: "Ti ammazzo, ti sciolgo nell'acido", dicendole di avere già preparato una fossa per sotterrarla in campagna. Poi davanti ai loro figli di 1 e 2 anni l'ha colpita con un bastone e ha tentato di strangolarla. È l'accusa contestata dai carabinieri del comando provinciale di Catania a un 25enne che è stato arrestato. L'investimento straniero sul fotovoltaico in Sicilia. Molti proprietari terrieri siciliani vendono e rinunciano a coltivare la terra. I timori dei sindacati che oggi dicono l'isola rischia di diventare un grande specchio. Un'isola più green forse, ma con meno vino e agrumi. Marco Gullà. Il paesaggio agricolo siciliano che cambia, sempre più colossi e multinazionali investono sul fotovoltaico e anche sull'agrivoltaico. Così nell'isola tantissimi proprietari terrieri vendono i loro ettari a prezzi ovviamente vantaggiosi. La Sicilia sarà un grosso specchio che potenzialmente produrrà tanta energia verde o tanta energia pulita, per come ce lo stiamo dicendo, però abbiamo un'attività di desertificazione dei nostri territori. Un bell'affare, si va dai 1.500-3.000 euro l'ettaro di affitto all'anno, mentre chi propone di comprare può anche offrire oltre 30.000 euro all'ettaro. I campi dell'entroterra del Trapanese, da secoli a vocazione agricola, diventano quindi enormi campi di pannelli fotovoltaici. Fanno delle offerte incredibili rispetto ai prezzi di mercato dei propri terreni e tutte le aziende agricole stanno cercando di vendere i propri terreni per cercare di realizzare un minimo. Voi dovete pensare che un ettaro di terreno di vigneto nella nostra provincia si vende intorno da 20 a 25.000 euro, queste aziende multinazionali riescono a pagare da 40 a 50.000 euro. Troppi costi, ricavi bassi, così i proprietari terrieri vendono per un profitto sicuro. Il primo sono io, già abbiamo estirpato circa 3 ettari perché i costi di produzione sono altissimi. Per un ettaro di terreno oggi si spendono 1.800 euro senza considerare la nostra manodopera, quindi la potatina, la pota verde, e se ne ricavano 1.740, quindi in questo momento si ci va sotto. Prima il nostro governo li ha fatti indebitare, dopodiché li hanno abbandonati, non sono più riusciti a creare reddito, sono stati costretti a svendere i loro terreni. Una Sicilia più green, ma con meno vino e agrumi. Di conseguenza terreni che erano idonei per la coltivazione, di conseguenza per dare cibo per l'umanità, oggi daranno energia, ma saremo un popolo affamato. Non solo l'imprenditore è vittima del racket di Cosa Nostra, ma anche gli operai che in prima persona avrebbero subito richieste di pizzo e minacce. Si sono costituiti parte civile nel processo contro il clan di Porta Nuova, che si è concluso con 24 condanne e 4 assoluzioni. Francesco Triolo.
Una svolta, un fatto senza precedenti. Per la prima volta gli operai di un cantiere edile si sono costituiti parte civile in un processo per estorsione di mafia a Palermo, nel corso del quale sono stati condannati 24 boss del clan della Zisa. La sentenza nasce dall'operazione Vento, condotta dai carabinieri nel luglio 2022, che scaturì dall'omicidio del boss Giuseppe Incontrera. Gli inquirenti hanno ricostruito 2 episodi di estorsione, ma anche intimidazioni agli stessi operai, che hanno denunciato, e non è cosa da poco, mettendoci la faccia, sfidando il potere mafioso. È stato però un lungo percorso con l'aiuto di Addio Pizzo, di ascolto e sostegno portato avanti in sinergia con inquirenti e investigatori per far maturare la scelta di opporsi e non piegarsi alle richieste estorsive. L'imprenditore e gli operai hanno infatti raccontato, ricostruendo i fatti con dovizia di particolare, l'asfissiante strategia estorsiva subita e sfociata anche nelle ripetute minacce di interrompere i lavori di ristrutturazione di un immobile situato nel mandamento mafioso di Porta Nuova. Per Addio Pizzo è una storia che, seppure abbia un lieto fine, racconta in controluce la persistenza del fenomeno estorsivo nel settore dell'edilizia, dove c'è bisogno che le organizzazioni datoriali del comparto ed i sindacati di riferimento si facciano concretamente sentire nei confronti dei loro iscritti. E oggi, su vostra segnalazione, su segnalazione dei nostri telespettatori, vi portiamo in via San Giuseppe l'Arena a Catania, in un tratto della SP53, in questo caso di pertinenza della città metropolitana. Come si vedrà, scene di ordinario degrado. Tonino De Mano. Da un lato i caratteristici fichi d'India, dall'altro la caratteristica spazzatura che invade le strade di Catania e mortifica chi ogni giorno si batte per la legalità e per il vivere civile. La nostra linea di WhatsApp è calda, è il 342 7455 005, messo a disposizione per le segnalazioni di voi telespettatori e un susseguirsi di denunce e richieste di intervento. Strade simili a discariche a cielo aperto, da queste parti l'immondizia non si raccoglie, si brucia. Via San Giuseppe l'Arena è un tratto della SP53, in quest'ultimo caso di pertinenza della città metropolitana di Catania, sono una cartolina poco edificante e per fortuna da queste parti i turisti non ci arrivano, se non per errore o per un cattivo funzionamento del navigatore. Complice l'inciviltà più volte denunciata anche dal sindaco Trantino, la strada che vedete è una discarica a cielo aperto con un corollario di rifiuti da horror. In bella mostra scarti edili, pneumatici, materassi, vetro, mobili, sanitari in disuso e l'immancabile Eternit con le sue temute e cancerogene fibre d'amianto. In alcuni casi è impossibile entrare persino nei terreni privati, visto che montagne di rifiuti sono dappertutto. Da queste parti non c'è illuminazione e non c'è videosorveglianza. Il buio è fedele alleato di zozzoni e svuotacantine che arrivano, scaricano e se ne vanno. Da un lato queste immagini di spazzatura, dall'altro buone notizie per gli amanti della tintarella a Catania. Saranno 3 i solarium sul lungomare. Dopo 5 anni di assenza tornerà la piattaforma di Ognina, tanto cara ai catanesi. Si allarga quindi l'offerta per cittadini e turisti. Tonino De Mana sempre. Saranno 3 solarium sul lungomare, ma la notizia più attesa dai catanesi è che riaprirà la piattaforma del nautico ad Ognina, che gli amanti della tintarella non vedono dall'estate 2019. In queste immagini d'archivio l'inaugurazione del 9 giugno 2019. 5 anni senza la piattaforma del nautico, 5 anni contrassegnati dall'emergenza Covid, dalla difficoltà di reperire le materie prime per il costo del ferro schizzato ai massimi livelli e dai problemi organizzativi legati anche al commissariamento del comune di Catania. Lo scorso anno l'insediamento del sindaco Trantino arrivò il 6 giugno, praticamente a ridosso della stagione balneare, lasciando pochi margini per pianificarla. Nonostante tutto, si riuscirono a garantire il solarium di Piazza Europa, la passerella di San Giovanni di Cuti e le spiagge libere della playa. Quest'anno, con la macchina amministrativa già oleata, ecco un gradito ritorno, tanto caro ai catanesi. Avrà una superficie di circa 2200 metri quadrati e restituirà alla città quindi una importante spiaggia a cielo aperto sia per i turisti che per i catanesi. Oltre a questo, una cosa molto importante da dire è che non verranno usate somme dei cittadini catanesi, quindi non somme al bilancio ma somme dallo stesso giorno. I funzionari dell'assessorato al mare, retto da Andrea Guzzardi, provvederanno ad esperire le procedure di gara sul mercato elettronico. L'obiettivo è rendere fruibili i solarium a partire dai primi giorni di giugno per garantire, come ha detto il sindaco Trantino, una stagione balneare aperta ed inclusiva.
Dopo il TG alle 14.30 su Telecolor torna nostro ospite il sindaco di Catania Enrico Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure un inviato un'email a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo all'appuntamento dunque con il sindaco oggi su Telecolor alle 14.30. I timori per sanità, scuola e lavoro dietro il movimento che si è confrontato oggi a Catania sul no al disegno di legge sull'autonomia differenziata. Tra le proposte quella di rivalutare i fondi nazionali destinati alle regioni e di definire le loro competenze. Roberta Lunghi. La sanità, la scuola, la mobilità, il welfare. Sono questi gli ambiti del vivere civile che destano timori legati alla legge sull'autonomia differenziata attualmente in esame alla Camera. Su questi si è incentrato oggi il confronto e la discussione del movimento del no all'autonomia differenziata a Catania. In un luogo simbolo per la città, l'aula consiliare del comune, vera casa dei cittadini, la CGIL, deputati nazionali, sindaci del Catanese e associazioni si sono incontrati per un confronto che intanto li ha visti uniti nel no al disegno di legge Calderoli in nome delle differenze che metterebbero ulteriormente KO il Sud. Già stiamo male. Le mancanze che noi abbiamo in confronto al Nord Italia sono già enormi. Basta pensare alla scuola. Gli alunni delle scuole catanesi, della scuola primaria, fanno già un anno di scuola in meno nel ciclo dei 5 anni perché non esiste di fatto il tempo pieno. L'intento è quello di costruire, partendo da Catania, un laboratorio politico attorno alla questione dell'autonomia differenziata, in primo luogo rimanendo uniti e in secondo informando continuamente la cittadinanza. Se da un lato ci sono le paure, dall'altro emergono le proposte che vedono unite la politica e il sindacato in una sorta di necessaria premessa prima di parlare di autonomia. Ci vogliono le risorse perché i servizi che vengono erogati dalle regioni siano dei servizi di pari livello su tutto il territorio nazionale. Chiediamo il rimpinguamento del fondo perequativo, riportarlo quantomeno a 4 miliardi e 4 e soprattutto in parallelo a questo rimpinguamento la definizione dei livelli essenziali dei LEA e dei LEP per garantire un servizio minimo ai cittadini e alle cittadine siciliane. Intanto il gruppo catanese ha annunciato l'appuntamento nazionale per dire no all'autonomia differenziata il 16 marzo a Napoli. A Palermo, nel corso dei controlli per sanzionare le vetture in doppia fila, le auto della Polizia Municipale sono state prese a sassate. I fatti di oggi non ci preoccupano, anzi sono una medaglia al merito, dice il comandante della Polizia Municipale Angelo Colucello. E adesso una pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, arriva l'altolà del Ministero dell'Università all'Ateneo Fantasma Siculo Bosniaco. Quelle lauree in professioni sanitarie sono carta straccia. Giusy Lazzaro. Una doccia fredda per i 100 dottori tra medici e professioni sanitarie che avevano festeggiato con tanto di tocco in testa la laurea e adesso rischiano di non avere nulla. La vicenda, scoperta da Repubblica, racconta di una università fantasma siculo-bosniaca che ha avuto l'altolà del Ministero dell'Università. La diffida è arrivata al rettore per le attività internazionali del Dipartimento degli Studi Europei Jean Monnet, dipartimento che ha operato in convenzione con l'Università di Goraz per i corsi di italiano fino al 7 settembre del 2023. Il Ministero per l'Università però non ha mai autorizzato l'Università di Goraz a operare in Italia. Così i titoli rilasciati non hanno alcun valore e i neodottori non hanno potuto iscriversi ad alcun ordine professionale. Ed è intervenuta anche l'ambasciata italiana a Sarajevo, che, sentito il parere del centro sulle equivalenze accademiche, ha fatto sapere che non rilascerà alcuna dichiarazione di valore su quei titoli. Dalla cattedra al palcoscenico, passando da migliaia di visualizzazioni, il professore della fisica che ci piace incontra studenti e genitori in un tour teatrale. Ieri lo spettacolo lezione al Metropolitan di Catania. Lorena Dolci. Che poi conosciamo tutti quanti, se inquadro x più cosa inquadro x più uguale 1. Facilissima, molto molto semplice.
quando il prof diventa un fenomeno social. Vincenzo Schettini, o la fisica che ci piace, è il professore più amato da studenti e da genitori in cerca di aiuto. Con sorriso e ciuffo in aria spiega da anni la scienza che ci circonda, rendendo anche l'equazione di Schrödinger, quella del gatto vivo ma anche morto, alla portata di tutti. Se riusciamo a spiegarcelo attraverso la scienza, secondo me tutti proviamo quel briciolo di soddisfazione che una volta era appannaggio solo delle persone intelligenti. Poi scopriamo che non esiste l'intelligente, esiste soltanto la persona che ha accesso alla conoscenza, a capire una cosa, e quindi tutti. Dalla cattedra al palcoscenico, passando da migliaia di visualizzazioni, adesso Schettini porta in tour le sue lezioni spettacolo che affrontano anche i temi più attuali. ChatGPT è sì, ci fa paura, contemporaneamente però ci esalta. In mano ad un adolescente la vedo come la morte cerebrale. Fisica in pillole, ma anche consigli e lezioni di vita, come quella per gli studenti dell'ultimo anno. E attenzione che alla fine dell'anno arriva in un attimo, altro che relatività di Einstein, quindi al contrario, invece di dilatarsi, il tempo si restringerà fino a giugno. Dai quanti alla legge termica c'è però un mistero che neanche il professore sa spiegare. Il segreto è veramente un segreto, un mistero. Il mio tuffo è antigravitazionale. Ciao. Bene, un'altra pausa e poi la pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani alle 14 giocherà a Cremona per il secondo posto. Corini confermerà la stessa formazione che ha vinto le ultime 3 partite. Marco Gullà. Una partita che può segnare la svolta. Il Palermo domani, se dovesse vincere allo Zini contro la Cremonese, per la prima volta in questo campionato potrebbe ritrovarsi secondo in classifica. Un'occasione ghiotta che arriva dopo 3 vittorie consecutive da parte dei rosanero, candidati ormai alla promozione diretta. Allo Zini circa 3.000 tifosi rosanero, un vero e proprio esodo. Una partita oggettivamente molto importante. La Cremonese ad oggi è un punto sopra di noi e dunque siamo in svantaggio rispetto a loro, e di conseguenza sappiamo bene quanto è importante consolidare il percorso che stiamo facendo, andando a giocare in un campo e contro un avversario veramente di grandi qualità, ma con l'ambizione e la consapevolezza che abbiamo caratteristiche che possono dare fastidio alla squadra avversaria, e con un percorso di consapevolezza molto importante dell'ultimo periodo, e questo vogliamo portare in campo consapevoli che qualsiasi cosa accada, e la speranza è che accada qualcosa di molto bello. Ci sono poi 12 giornate con 36 punti e può succedere veramente di tutto. Squadra che vince non si cambia, Corini sceglie la strada della continuità e a Cremona confermerà in toto la formazione che ha battuto il Como. In attacco Di Mariano in ottima forma e viene confermato a destra, sulla sinistra c'è Di Francesco, mentre Brunori al centro è intoccabile. A centrocampo trio inamovibile, Ranocchia, Segre, Gomez. In difesa davanti a Piacelli, Diachite a destra, Nedelciaro e Ceccaroni al centro, con la conferma di Aurelio sulla sinistra. Domani il Catania giocherà a Taranto, ma l'attenzione è tutta rivolta alla semifinale di ritorno contro il Rimini, per la quale c'è già il tutto esaurito, però intanto c'è da affrontare la trasferta in Puglia, storicamente non semplice. Francesco Triolo. Un occhio al campionato, uno già rivolto alla semifinale di Coppa Italia, inutile nasconderlo per il Catania. La partita contro il Rimini vale una stagione, anche se quella di domani a Taranto rappresenta l'occasione per arrivarci alla gara di mercoledì nel migliore dei modi. Quello è l'appuntamento che conta, la strada per un pass playoff con accesso diretto alla fase finale, e l'importanza si nota dal tutto esaurito che si registra già per il Massimino, una carica in più per la squadra di Lucarelli. Prima però c'è da affrontare la sentita trasferta di Taranto, in programma domani pomeriggio alle 16:15, e il tecnico livornese deve sciogliere più di un dubbio sulla formazione. Tra indisponibili e turnover non sono poche le incognite in casa rossazzurra, interrogativi in tutti i reparti e in molti ruoli, a cominciare dal portiere, visto che Furlan sin qui non ha mai giocato e scalpita. In difesa mancherà Rapisarde, Celli è ancora convalescente. A centrocampo torna a disposizione Sturaro, atteso in campo almeno per un segmento di gara per dare fiato ad uno tra Welbeck e Zammarini appena rientrato. Pure il nuovo acquisto Ndoi potrebbe avere un'opportunità anche per favorire
favorirne l'inserimento in vista della sfida con Rimini. In avanti tutto ruota attorno a Di Carmine, lasciato a riposo alla ripresa degli allenamenti, preservarlo per mercoledì visti i problemi fisici accusati a più riprese o mandarlo in campo. In alternativa l'allenatore rossazzurro pensa a Costantino Accianci, ex di turno, sin qui vistosi pochissimo anche a causa dei problemi fisici, che potrebbe però essere il terminale offensivo del 4-2-3-1 di Lucarelli. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio al Focus, appuntamento con il sindaco. Grazie per l'attenzione e a tutti buon pomeriggio.